Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Mario ha fatto un salto giù dal quinto piano, soltanto dispiaciuto che fosse finita la magica avventura di una lunga vita, troppa per guardarla ancor più da lontano. Mario ti saluta giù dal piano terra, a te che non lo conoscevi fino a ieri, ed oggi frutti i suoi discorsi, i suoi pensieri, e scarichi nella grande guerra. Tra i silenzi e l'imbarazzo, i maestri di cattolica creanza, come faremo a dire che al giovane manca sta speranza? Quanto abbia pensato alla finestra ancora non si sa, degna la vita da sempre, però era sua la dignità. Dopo musicultura c'è sicuramente musicultura, perché io sono convinto che c'è un'ulteriore fase di cui non ci hanno ancora detto niente, quindi il vincitore assoluto verrà fatto a pezzi fisicamente, 16 pezzi ognuno associato a un vino tipico delle Marche, e a quel punto bisogna vedere come proseguirà la sfida. Per quanto mi riguarda non lo so, insomma io spero che non sia un'avventura passeggera, ma che sia un ponte verso, non so, verso una maggiore... un'uscita dall'anonimato, perché insomma alla fine anche quello è lo scopo. Io sono già contentissimo così. Se dovessi vincere mi ubriacherò, riderò parecchio ma probabilmente dirò qualche cosa stupidissima, dopo scenderò dal palco e dirò che cosa ho detto, ma perché, e tornerò a casa e poi cercherò di telefonare a tutti dicendo che ho vinto, qualcosa così.